Siamo all'antica pieve di San Pietro di Feletto, tra poco la scopriremo con l'aiuto, e io già saluto e ringrazio, della signora Chiara De Lorenzi. Buona giornata. A lei, grazie. Allora, lei fa parte dell'associazione Antica Pieve che dal 2004, se ricordo bene, è nata per valorizzare questi affreschi che poi andremo a scoprire. Sì, è un posto meraviglioso, magico, ancora non abbastanza conosciuto, però la chiesa è un monumento nazionale in quanto è una delle chiese più antiche che si trovano in provincia di Treviso e nella diocesi di Vittorio Veneto, che dall'Alto Medioevo è arrivata ai giorni nostri praticamente intatta. Si trova sulla dorsale del Feletto, praticamente questo gruppo di colline subito a nord della città di Conegliano, nel punto più alto, quindi più panoramico della dorsale. In questo luogo adatto nasce una primitiva chiesetta, probabilmente appunto all'inizio del VI secolo, che intorno all'anno 1000 viene ricostruita più grande ed è questa che andremo a visitare. E qui ci sono degli affreschi che risalgono al 1300-1400 che dovevano essere accessibili anche in caso di chiesa chiusa. Quindi abbiamo, partendo dalla sinistra, un Sant'Antonio Abate che per la gente di campagna era estremamente importante in quanto era il protettore degli animali domestici, mentre sulla destra, seduta in trono, una Madonna del Latte. Qui al centro invece? Su al centro abbiamo una Sacra Conversazione, sempre con santi protettori. Un altro Antonio Abate sulla sinistra era un santo estremamente popolare. Famoso. Poi quello col mantello giallo è San Giacomo, vestito da pellegrino, è il famoso Santiago, perché da qui si poteva raggiungere a piedi Santiago di Compostela, il famoso cammino. La Madonna col bambino e l'altro vescovo è Gottardo. E poi abbiamo un'iconografia estremamente rara ed estremamente interessante, di cui rimangono pochissime copie. Si tratta del Cristo della Domenica o Cristo delle Feste, come veniva chiamato. Cioè la rappresentazione del terzo comandamento: ricordati di santificare le feste e ricordati che questa festa, che questa santificazione deve essere fatta la domenica, cioè è la domenica il giorno in cui non si deve lavorare. Vedete alle mie spalle, oggi mi trovo alla cantina I Bamboi, sto per incontrare i titolari, due persone meravigliose che ci accolgono a casa loro, quindi buongiorno e grazie a Jack e Paola. Grazie. Ed eccoci quindi all'interno della cantina I Bamboi. Io sono in compagnia di Jack e Paola che ci stanno ospitando oggi a casa loro. Io vi dico grazie intanto per averci ospitati. Prego. Grazie a voi. Allora, vogliamo partire un po' raccontando la storia di questa cantina, di questa attività. Che dire, qui vi trovate presso la cantina I Bamboi, gestita dalla moglie Paola e dal sottoscritto. Questo nome curioso deriva da un dialetto veneto che sono le gemme sostanzialmente, gemme che vuol dire nuovo inizio. Perché nuovo inizio? Perché in questi luoghi la viticoltura è sempre stata presente, si è tramandata di generazione in generazione e adesso rifiorisce con la cantina I Bamboi. Naturalmente tutta la produzione la seguiamo anche dalla trasformazione dalle uve al vino, direttamente noi qui in cantina, frutto di un'esperienza trentennale che abbiamo e anche per offrire appunto un vino sano e genuino.
Un'altra cosa che ci tengo a dire, chiaramente qui siamo in un posto meraviglioso, San Pietro di Feletto è un grandissimo bel posto, e invito i visitatori, i turisti a venirci a trovare, anche perché ora siamo anche patrimonio UNESCO, quindi anche Esatto, questo è è un fatto importante. Chi viene può venire a degustare i nostri prodotti, in primis il Conegliano Valdobbiadene del Prosecco Superiore di OCG, che abbiamo in 2 versioni, extra dry e brut, i nostri frizzanti e perché no anche alcuni rossi della nostra gamma. Per trovarci è semplicissimo, abbiamo un sito www.cantinaibamboi.it oppure a mezzo mail, Certo. Facebook, tutti quelli che sono i social. E siamo pronti con i calici in mano per procedere al nostro brindisi finale. A questo punto ci sta raggiungendo anche Renato Ceschin, collaboratore della Proloco del Comune di San Pietro di Feletto. E allora, ragazzi, a questo punto alziamo i calici al cielo e intoniamo la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Evviva! Siamo entrati adesso in questa pieve, in questa antica pieve, e con Chiara vorremmo sapere qualcosa di più di questa bellissima abside. Ecco, questa pieve dedicata a San Pietro è stata dipinta a scopo catechetico, quindi è un catechismo per immagini, a partire dall'inizio del 200 fino alla fine del 1400, perché con l'inizio del XVI secolo l'importanza che questa pieve aveva avuto nell'Alto Medioevo piano piano comincia a decadere. Quindi tutti questi affreschi dipinti nell'arco di 3 secoli hanno un filo conduttore comune: devono rappresentare la Chiesa di Pietro, quindi la Chiesa del Papa, la Chiesa cattolica romana. Lì nell'abside il motivo è sempre quello: Cristo, la Madonna e San Pietro, titolare della pieve, con sotto la cerchia degli apostoli, dei santi e dei martiri. Quindi lì era rappresentata la Chiesa del cielo, la Chiesa trionfante. Al di sopra dell'Arco Santo rimane uno degli affreschi più antichi, quello del periodo più lontano, il 1200, con a sinistra il sacrificio di Caino e Abele e a destra l'annunciazione dell'angelo a Maria. Quindi il peccato e la grazia, cioè la funzione che ha la Chiesa nel mondo, essere luogo di salvezza. Su questa parete, invece, abbiamo sempre del periodo più antico l'affresco centrale, che è stato danneggiato quando il terremoto del 1873, che casualmente è venuto proprio il giorno di San Pietro, quindi 29 giugno, e ha fatto crollare il tetto, per cui il santo e i santi a lui vicino hanno perso letteralmente la testa. Ed era un grande San Cristoforo. Cristoforo era un santo molto venerato a livello popolare perché protettore di appunto chi viaggiava, chi si spostava. Accanto a lui altri santi, sulla spalla si vedono i piedini di Gesù Bambino. I santi che ha alla sinistra e alla destra sono una Santa Chiara e un San Floriano, di cui evidentemente c'era il culto appunto da queste parti. Accanto abbiamo, con la corona in testa e vestita di bianco, l'imperatrice Elena, madre dell'imperatore Costantino, perché il cristianesimo è potuto arrivare in queste zone periferiche dopo che Costantino aveva, con l'editto di Milano, aveva chiuso il periodo delle persecuzioni. Poi abbiamo 3 scene della vita di Cristo. Siamo ormai nel 1300-1330, che però non sono messe in ordine né logico né cronologico, perché si parte dal centro. Anche questi affreschi hanno come oggetto la Chiesa, la Madre Chiesa. La pieve, come tutte le pievi, era considerata la Chiesa madre perché era l'unica che aveva il fonte battesimale. Per esempio, in questi affreschi trecenteschi si parte appunto dal centro con l'angelo che va da Maria ad annunciarle che diventerà madre 2 volte, vedete che ha le 2 dita alzate.
cioè madre di Cristo e madre della Chiesa, e la Chiesa è dipinta sullo sfondo della storia. Vicino a Gabriele c'è addirittura San Pietro. Sulla destra una natività con adorazione dei magi, molto bizantineggiante nella composizione, ma anche qui il personaggio principale non è Gesù bambino, è la Madonna, davanti alla quale si inginocchiano i re con la corona, quindi siamo anche dal punto di vista storico nel periodo delle lotte tra papato e impero, e il messaggio è chiaro, cioè è l'impero che si deve inginocchiare davanti al Papa, alla Chiesa di Roma. Gesù bambino sotto la grotta tra il bue e l'asinello, vestito come una piccola mummia, e non è posto sulla mangiatoia ma direttamente sull'ara del sacrificio, quindi la nascita di Gesù visto già nella prospettiva della morte che vediamo qui sulla scena della crocefissione. Anche questa richiama la Chiesa, cioè Cristo che è ritratto non ancora morto perché non ha il costato aperto, con le due braccia copre contemporaneamente Maria e Giovanni sotto la croce, che si tengono il volto con la mano in segno di dolore, ed è il momento in cui Cristo affida Giovanni a Maria come figlio e Maria a Giovanni come madre. Sulla parete di destra il rarissimo credo, conosciuto anche come simbolo degli Apostoli, dipinto tra il 1460 e il 1470, in cui sono rappresentati i 12 capitoli della fede cattolica romana. Questo è una rarità assoluta, perché si tratta della rappresentazione scenografica e narrativa dei 12 capitoli della fede. Per la mostra dei vini di collina 2020 ci troviamo oggi all'azienda agricola Paeanca. Io sto per incontrare il titolare di questa azienda, Alessandro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi e benvenuti. La nostra azienda è relativamente recente perché nasce solo nel 2011, però noi veniamo da un passato di agricoltura sicuramente, perché i terreni, almeno la parte dei terreni storici, ci vengono dai nonni, quindi io dico sempre sono nato in vigneto. Qual è il vostro prodotto di punta, il prodotto che per te è più importante in questo momento? Allora noi lavoriamo chiaramente con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Tutti i 18 ettari aziendali appunto sono all'interno dell'area di produzione di OCG Conegliano Valdobbiadene. Produciamo due spumanti, due di OCG, con naturalmente all'interno la maggioranza di uve glera, però abbiamo pure in vigneto, e quindi sfruttiamo naturalmente in cantina, due varietà storiche per la nostra zona, che sono il Verdiso e la Perera. E poi naturalmente, ecco, a fare la differenza in questo senso è sempre l'aspetto pedologico, pedoclimatico, no? Certo. Quello che i francesi chiamano il terroir, no? E che cambia naturalmente di azienda in azienda. E poi naturalmente c'è la mano del produttore, la mano dell'uomo è indispensabile, soprattutto nel cercare di mettere insieme tutto quello che la campagna ci offre, ti offre. E naturalmente in questo senso noi non possiamo che invitare tutti quanti a venirci a trovare per degustare la nostra idea di Conegliano Certo. Valdobbiadene. Quindi vuoi dare un riferimento, un sito internet, una mail, un contatto per farti raggiungere più facilmente? Il sito internet naturalmente è paeanca.com. E allora calici alla mano, a questo punto direi che siamo pronti per il brindisi finale, quindi in alto i calici e diamo via alla nostra frase di rito che è diamo valore al nostro territorio. Ci troviamo nella cappella dedicata a San Sebastiano, la cappella dove viene conservato anche il battistero, e questo è l'ultimo affresco dipinto all'interno della chiesa intorno alla fine del 1400 e racconta la storia un po' leggendaria di questo santo
molto venerato durante i secoli del Medioevo perché era considerato il protettore contro la peste nera, questa terribile malattia che flagellava ad ondate l'Europa facendo tantissimi morti e annientando comunità intere. Ed è una delle storie di Sebastiano più completa in assoluto, in quanto tratta dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Questa cappella è stata evidentemente dipinta come ex voto per la fine di un'epidemia di peste, si pensa quella del 1422, per cui la comunità del Feletto ha ricavato da questa navatella laterale un luogo degno importante per mettere il fonte battesimale. È tutto. Pensiamo che Chiara sei stata chiarissima e velocissima, perché non è semplice. Abbiamo dato un'idea ai nostri telespettatori di quello che potranno trovare, perché noi vogliamo che oltre al giro, oltre al tour virtuale come l'abbiamo chiamato, vengano a San Pietro di Feletto. Vi aspettiamo ogni domenica pomeriggio, c'è sempre qualcuno che apre la chiesa ed è in grado di spiegare per le persone interessate gli affreschi. Potete richiedere anche Chiara De Lorenzi, che vi darà delle delucidazioni ancora migliori e ancora più belle. Grazie per il tuo aiuto e grazie per la tua importanza. Venuti. Grazie. Grazie mille. In occasione della Mostra dei Vini di Collina 2020 ci troviamo proprio fuori dalla cantina Col Vendrà. Io sto per incontrare adesso Mirko della Colletta, uno dei titolari, e a questo punto direi che ci possiamo spostare per continuare la nostra chiacchierata. Ci vuoi parlare un attimo della tua cantina, la storia, l'evoluzione che c'è fino ad oggi? Ci troviamo nella Col Vendrà, un'azienda storica, diciamo, ne ha viste tante, diciamo, dai bisnonni. Testimoniano la loro presenza ancora dal 905, proprio in base ai diari di campagna, diciamo, la prima partita doppia che veniva fatto, l'equivalente un po' della contabilità di oggi, e testimonia un po' gli ultimi 150 anni di storia di questo territorio. Ecco, ci troviamo proprio in una cornice spettacolare, abbiamo un quadro qui dietro alle nostre spalle e ci hai parlato proprio del Prosecco Superiore di OCG. È uno dei prodotti che voi realizzate qui nella vostra cantina. Sì, è un prodotto proprio principe, noi lo gestiamo proprio in base anche al protocollo del consorzio, quindi vendemmia fatta a mano, rigorosamente a mano, abbiamo eliminato l'uso di erbicidi, quindi già da 10 anni, tanti non lo sanno, ma ancora quando ero all'epoca in amministrazione è stato fatto questo passo, siamo stati un po' i primi a fare questa evoluzione, diciamo, capofila, diciamo. Ecco, oltre al Prosecco, abbiamo detto Prosecco Superiore di OCG, quali altri prodotti possiamo trovare qui da voi? Un prodotto, diciamo, che ha origini molto in là è il Passito di Refrontolo. Il Passito di Refrontolo è un DOCG, l'appassimento è sempre stato fatto qui da che a memoria i nonni, è un prodotto, diciamo, unico. Vogliamo lasciare un contatto della vostra cantina, che ne so, un sito internet, una mail dove qualcuno vi può raggiungere per provare a assaggiare i vostri prodotti? www.colvendra.it oppure la mail info@colvendra.it e appena sarà possibile speriamo di potervi venire a trovare dal vivo. Sì, noi avendo sempre lavorato con i privati siamo sempre presenti dal lunedì al sabato e anche la domenica mattina, proprio per far sì che il turismo possa apprezzare, diciamo, le delizie del territorio e anche la ristorazione che accompagna le nostre cornici. Ecco, sì. Ci siamo spostati all'interno della cantina Col Vendrà, qui insieme a Mirko, uno dei titolari, e ci ha raggiunto anche il consigliere della Proloco di San Pietro di Feletto, Paolo Bazzo. Buongiorno. E allora alziamo i nostri bicchieri e andiamo con lo slogan: diamo valore al nostro territorio.